Bella a tutti ragazzi, belli per un nuovo video del mercato. Ma Napoletano, come state oggi? Spero tutto bene. Scusate se sto facendo questo video in mezzo alla strada, ma sto andando a correre. Sono le 8, precisamente sono le 8:02 di sabato. Non posso fare tanto rumore, quindi perciò sto parlando a bassa voce. E oggi in questo video andiamo a parlare del caso Romelu Lukaku. Praticamente Lukaku, non so se avete seguito la vicenda, in pratica il grande Big Rom è tornato in Italia, a Napoli, tornato al centro sportivo FSC Napoli Training Center, tornato e non ha trovato nessuno, perché non ha trovato la squadra, non ha trovato Conte, ha trovato solo Manna e praticamente Manna gli ha detto: guarda Romero, no, io e Antonio Conte e mister Antonio Conte abbiamo deciso di io e Antonio Conte abbiamo deciso di mettersi ufficialmente fuori rosa. È d'accordo anche il presidente, tanto fastidio la macchina come corrono, vabbè. E stavo dicendo Manna ha detto che ci siamo messi d'accordo e tu sei fuori da oggi, sei furiosa. Sono arrivate anche 2 multe che ammontano, queste 2 multe alla cifra di 200.000 euro, 200-300.000 euro insieme, che per un giocatore che prende 6-8 milioni di euro all'anno non so niente, diciamo. Ci dovevi fare minimo una multa da 1 milione di euro, 1.100.000, ma vabbè. E secondo me no, ha fatto buono. Poi calcolate che qualche giorno fa, ieri, venerdì, prima della partita, era la mattina, verso le 10:30, 11, praticamente c'è stata una chiamata tra il procuratore di Romelu Lukaku e DS Manna con Conte, e praticamente hanno detto, tra virgolette, scusami, e qui c'è stata questa, tra virgolette, riappacificazione tra le due parti. Però Romelu Lukaku rimarrà in Belgio. Tra l'altro, seppure infortunato, al centro di allenamento dell'Anversa, quindi penso ennesimo infortunio di Lukaku, e penso che rimarrà fuori a sto punto per tutta la stagione. E poi dopo questa pace fatta, praticamente si sono messi d'accordo che in estate il giocatore deve essere venduto a qualche club che lo vuole. Su di lui ci sono tracce turche, ci sono delle squadre turche e anche l'Anderlecht, tra l'altro prima squadra che ha militato Lukaku e si trova in Belgio. E oggi, secondo me, anche se Romelu Lukaku cioè tra Romelu Lukaku
e il Napoli non fosse successo niente, secondo me ci sarebbe stato solo un infortunio, quell'infortunio lungo è partito ad agosto e secondo me Lukaku non sarebbe tornato al 100%, sarebbe mai tornato. E vai giù. Comunque secondo me Napoli, Napoli lo doveva vincere prima, lo doveva vincere quest'anno, cioè la scorsa estate, scusate, estate 2025, perché tu lo sapevi che una stagione con 14-15 gol fatto Lukaku non la poteva mai fare, poteva arrivare solo a magari 5-6 gol, basta, massimo, ma non è arrivato manco a questo, è arrivato a un gol in stagione da quando è tornato, da gennaio, da Napoli-Juventus se non sbaglio, non ve lo so dire, e io vai giù. Io sono contento di come l'ha gestito il Napoli sto fatto e io vi saluto che sono arrivato pure a dove devo arrivare e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.